Oggi 2 novembre ricorre il giorno della commemorazione dei defunti, la messa del cardinale Montenegro al Sacrario dei Caduti a Bonamorone ad Agrigento. Cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia. Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, alleluia. Noi siamo qui per ricordare i nostri defunti, quindi questo legame di affetto che continua a legarci con le persone che ci sono state care, però anche un invito a guardare la morte. Abbiamo paura di guardarla, ma non c'è niente senza che ci sia un traguardo, nessun viaggio non ha un traguardo, per cui anche la vita deve tener conto che questo traguardo ce l'ha ed è in funzione di questo traguardo che uno fa il suo cammino. Tante volte ci basta vivere, ma non possiamo vivere così a come capita. E la morte ci ricorda che la vita deve essere vissuta con impegno, che dobbiamo guardarla per chi è credente con fede, e allora dare il meglio della vita significa saper morire e saper andare incontro a Dio. Oggi dobbiamo parlare di morte ed è difficile parlare di morte visto che viviamo in una cultura dominata e ossessionata dal concetto di qualità di vita, dove c'è tutto ciò che ottiene alla morte è addirittura riconosciuto sconveniente, da evitare e da rimuovere. Eppure la morte non è un incidente che potrebbe non accadere. La morte c'è ed è il momento decisivo di ogni vita. Non si può non pensare alla morte. Chi cerca di farlo sta barando, perché nessun cammino è senza traguardo. E poi, ci piaccia o no, noi la incontriamo, anzi ci scontriamo con essa. In questo momento pensare anche a quei fratelli che vengono da un'altra terra e che con la voglia di vivere e si ritrovano tutti i sogni spezzati. Molti di loro sono cristiani, credenti, quindi dovremmo essere la loro famiglia e in questo momento ci sostituiamo ai loro cari e per loro preghiamo.